di avvicinarsi gentilmente e gli facciamo un applauso. Benvenuto. Nicola Tessari fa un lavoro direi molto particolare, o no? Sì. Adesso ci arriviamo. Partiamo così. Nicola Tessari ha avuto un prima e un dopo. È una di quelle persone che a un certo punto nella vita hanno fatto ta-dan, ta-dan. Era ingegnere e... Sei ancora, scusami? È vero, hai ragione. Sei ancora ingegnere. Tutto perché studiavo. Però prima lo facevi pienamente e poi a un certo punto hai capito però che mancava qualcosa. C'era qualcosa dentro di te, no? Che non andava come avresti voluto. E quindi c'è stato un cambiamento. Ti va di raccontare che cosa è accaduto, soprattutto quanti anni avevi, eccetera? Quanti anni avevo, devo dirlo? Quando hai fatto, sì, dillo. Quando hai fatto il cambiamento? Quando ho fatto il cambiamento, il momento del trapasso è avvenuto a 47 anni. Se non... Quindi non eri propriamente giovanissimo. Neanche adesso, lo ricordo bene. Sì. Ma è stato un momento, insomma, è stato un travaglio, è stato un parto e diciamo che ci sono presentati dei sintomi e uno ha cominciato a riconoscerli un po' alla volta. Devi fare finta. Devo fare finta, però i sintomi si presentano sempre in modo ricorrente e uno di quelli era che stavo lavorando da qualche anno in una ditta e volevo cambiare perché non c'erano prospettive, non stavo migliorando, non mi piaceva e tutti gli annunci che vedevo dico questo no. E comunque era lavori più o meno come quelli che stavo facendo. Io a un certo punto ho cominciato a farmi delle domande, dico cazzo, se tutti non ti piace vuol dire che probabilmente sto facendo qualcosa che non mi dà, non ti dà più ossigeno, grande soddisfazione. E poi la congiuntura sta è stata che in quel momento lì abbiamo cambiato casa, è nata la mia prima figlia e per cui ci siamo spostati al mini appartamento dove eravamo e avevamo bisogno di fare i mobili e lì mi guardo intorno e quelli che mi piacevano costavano un sacco di soldi oppure non riuscivo ad arrivarci. Mi dicevo tu mi faccio e lì ho cominciato a interessarmi alla falegnameria e mi sono subito intrippato, mi sono subito infilato in questo vicolo cieco della falegnameria tradizionale, cioè del legno massello, dell'uso di strumenti tradizionali, degli scalpelli, del segno a mano, degli incastri. Quindi è partito il loop. A me è partito un embolo più che il loop proprio e ho cominciato a fare alcune cose per casa e sono venute benino, diciamocelo. Lo dici tu o lo diceva magari? No, me lo dicevano soprattutto gli altri. Okay. Io sono proprio critico nei miei confronti, devo dire. E per cui lì ho cominciato a prendere a corpo questa idea di far diventare una passione una professione. E ovviamente non è stata una scelta solo mia, è stata una scelta di famiglia perché ti trovi a gestire 2 figli con 2 stipendi e passare da moglie di guardare un po'. No, devo dire che è stato di grande incoraggiamento, anche ovviamente a 47 anni non cambi direzione della tua vita senza avere appoggio della famiglia, perché poi finanziariamente ovviamente da 2 stipendi si passava a 1 finché non cominciava a ingranare la cosa, per cui c'è stato grande supporto da parte sua e bravissima e quindi alla fine sono qua con partita IVA aperta da 10 anni l'anno prossimo, quindi faremo un festival. Bello. Ora aspetta, lo diciamo perché quindi tu ti occupi del mondo del legno. Del legno, sì, il legno massello è il trade union, è quello che unisce tutto quello che faccio. Io faccio oggettistica, faccio mobili in pezzi unici e faccio torniture artistiche. Ok. L'altra domanda che mi viene così, che mi gira in testa, è che siamo in un'epoca, prima insomma hai fatto anni da ingegnere, quindi tu ragionavi, immagino, dimmi se sbaglio, in termini di produttività, di produzione, di stock, di pezzi seriali, eccetera. Tu, se non era così comunque di sicuro, sei arrivato a un'attività dove l'unicità è la chiave, perché non è che puoi fare 10 letti essendo un artigiano del legno, no? Puoi farlo chiaramente, immagino, però l'unicità è quello che scegli tu ogni giorno, le tue opere, giusto? Assolutamente. Quindi sei passato un mondo un po' diverso. Allora mi chiedo, cosa è accaduto per te nella tua testa di ragionare in termini di unicità rispetto a prima? Ma domanda complessa. Cioè dal punto di vista di chi fa qualcosa, l'unicità è una cosa che ti spinge al
al dialogo col materiale, no? Poi lì è nata la dialogo col materiale, aiutaci. Il dialogo col materiale, adesso lo spiego. Una volta con mia moglie dice che me la tiro e parlavo di maieutica delle singole, quando te la tiri, diceva però è una cosa così, cioè tu ti ritrovi con un pezzo di legno e devi tirarci fuori un pezzo, non due, non tre. E quindi il bello di questa attività, la particolarità di lavorare col pezzo unico rispetto alla serialità, che comunque non è che mi occupassi proprio di robe serie prima, però è il fatto che hai questa, come diceva Elena prima della signora che teneva la pigna in mano, tu sempre vengo la pigna in mano perché ogni volta hai un pezzo che devi considerare, con cui devi venire a patti e dialogare per arrivare alla definizione del pezzo finale. Cioè tu puoi avere un'idea in testa, però se poi non ti confronti col materiale, non vedi cosa hai in mano e non hai questo dialogo, non ne viene fuori niente. Ci sono degli artigiani che si fanno arrivare i pezzi in serie, allora la quercia di quel tipo lì, di quel diametro un po' più grande, quelle lunghezze, faccio le ciotole, cioè via così, cioè non è il mio modo di lavorare. Io, anzi, il materiale, mi chiedono in tanti come te lo procuri, di solito il materiale che arrivano, sono io che me lo procuro, la gente sa cosa faccio, e mi chiamano, devo battere un melo in giardino, ti serve il pezzo, devo battere il fico, ti serve il pezzo, e me li portano. E fico, e dico, il pezzo di centrale proprio è arrivato così, un amico, io ho battuto un fico, ti serve? No, non ti portano. Mi piace lavorare col pezzo sfidante e poi il bello e il brutto della situazione, no? Perché siamo in una logica binaria da 1 a 0, cioè se tu sbagli il pezzo unico passi dal pezzo unico 1 allo 0. A niente, in strattenti per tornare all'ingegno. Ecco, forse ancora questa è la cosa più pregnante del lavorare, del ragionare sul pezzo unico. Quindi se ho capito bene devi creare una connessione con quello che hai davanti, non puoi trattarlo semplicemente come un oggetto, perché altrimenti non si crea, voglio dire magia, però non si crea un rapporto, no? Anche sensoriale immagino, perché non è colleghi, usi le mani, quindi fondamentalmente è sensoriale la faccenda, immagino. Assolutamente sia, cioè poi sia per i mobili sia per la tornitura artistica, poi con i mobili la cosa è un po' più mediata, mentre con la tornitura artistica il processo è proprio portato al parossismo, Sì, ogni volta è una cosa nuova e a me piace descriverlo come un dialogo, proprio il dialogo con la materia, il dialogo con i legni, è proprio questo qua, cioè tu hai un'idea in testa ma non è mica detto che poi sia quella che ti ritrovi in mano, sei costretto a mediare, a valorizzare anche quello che ti trovi davanti, perché il bello dell'improvvisazione è anche quello, cioè e tu ti infili in una situazione che magari pensi in un determinato modo, esatto, però poi mentre viene fuori qualcosa di diverso. Esattamente, proprio così. È un po' bello, no? È bello di saper ascoltare, di saper vedere quello che hai sotto il naso. Penso a molta artigianalità, quindi c'è un artigiano, però a un certo punto, perché abbiamo visto, visto un po' di cose, tu hai sconfinato, sembra, no? Cioè non sei stato più artigiano solo, sei sconfinato, hai sconfinato meglio nell'arte. È una parola grossa che incute terrore o ha un senso quello che dico? A me incute terrore, devo dire, anche perché poi per formazione io non ho mai avuto velleità artistiche e neanche mai pensato di poter arrivare a fare qualcosa che avesse una valenza artistica, cioè non mi sono mai pensato come uno che fa un oggetto così per il puro godimento sensoriale, non era proprio nelle mie categorie mentali. Infatti io ho cominciato la tornitura per un puro scopo utilitaristico, cioè io vedevo che mi venivano bene e ho detto beh, ma perché non fare anche, oltre alla fagnagneria, fare anche un po' di tornitura, se magari devo fare un evento per promuovermi, se devo fare un mobile ci metto 3 settimane, se devo fare un vaso ci metto 1 o 2 giorni, per cui faccio un evento, metto fuori 4 pezzi e c'è proprio testa sì, non più da ragioniere, quasi da ingegnere, comunque utilitaristica, cioè una visione. E lì c'è avuto qualcuno che mi ha un po' suonato il campanazzo, no? come le mucche per chiamarle. Cioè, te l'hanno fatto notare? Me l'hanno fatto notare. Lì l'evento è stato che avevo cominciato a esporre, avevo fatto una mostra bellissima, si chiamava Anima Mundi a Tiene, con degli artisti tienesi che erano organizzati da questa
persona originaria di Tiene, poi adesso abita a Brighton. Ok. Era proprio come si chiama, benefattrice in campo artistico, mi scappa il nome adesso, scusami. Non lo so cosa vuol dire, ma non preoccuparti. Vabbè, comunque questa qua ci metteva adesso mecenate. Mecenate, grazie. Mi ero preparato mecenate, proprio la figura del mecenate classico. Questa qua ci metteva dei soldi suoi per organizzare queste mostre. Organizzò questa mostra bellissima a Tiene con gli artisti del circondario più una ciurma di artisti venuti giù da Brighton, personaggi borderline, poi Budo. E mi ha fatto sta mostra. Brighton è un po' borderline, Ella è borderline. E mi hanno coinvolto perché lei lavorava, si avvaleva di una signora che conoscevo, che era moglie di un mio ex collega, per la parte organizzativa, e loro due mi hanno coinvolto, mi hanno chiamato a fare sta mostra, e a un certo punto mi ha detto ma valuta questa roba qua anche dal punto di vista, cioè pensa a quello che stai facendo, cioè non dal punto di vista utilitario, ma dal punto di vista anche quasi da solidarietà artistico, no? Sì, cioè, e per cui è stato un po' quello l'epifania. E sei ancora in viaggio, immagino. Assolutamente sì, perché poi è difficile scrollarsi dosso la struttura intrinseca culturale, esatto, la testa del miniere, così. Ma allora facciamo così: qual è l'opera più difficile e complessa che hai fatto? O eseguito, perché fatto è proprio una bambina brutta. Una delle più difficili. Poi quando lavori sul pezzo unico poi quasi tutti i pezzi vengono complessi per un motivo molto semplice, nel senso che tu poi li pensi, li metti sulla carta, li disegni, poi cavolo li trovi a farli, c'è sempre l'imprevisto, quindi la complessità e all'ordine del giorno è una cosa che con cui devi sempre sbrigarti. E per cui uno particolarmente complesso ovviamente dal punto di vista tecnico è stato... Stai per dire artistico? No, tecnico. Dal punto di vista artistico ti viene o non ti viene, almeno io sono ancora migliore. Sì. Dal punto di vista tecnico è stato un comodino che si chiamava Bedtime for Joinery. Sei fascinoso con le parole perché... Beh, il titolo l'ho plagiato da un album dei Dead Kennedy, che era Bedtime for Democracy, Bedtime for Joinery, ma è il tempo di andare a nanna per gli incastri. E aveva un cassettino con un frontale unito con degli incastri giapponesi, con di rondine giapponesi, che sono degli incastri di una difficoltà pazzesca proprio da visualizzare. Millimetrica anche, no? Sì, millimetrica no, parliamo decimi di millimetro, però il millimetro siamo in campo della caffetteria, però è proprio un punto di vista concettuale, solo vederla, perché non riesci a immaginare come questi due pezzi vadano a ficcarsi dentro uno con l'altro. Quindi complicato. Sì, è complicato. Però non ti ho fatto la domanda forse più importante, cioè a un certo punto tu cambi lavoro, ma perché il legno? Cioè potevi scegliere, che ne so, il rame, non so, altri metalli, perché il legno? E soprattutto ti fa sognare lavorare con il legno? Questa è la domanda a cui uno non vorrebbe mai rispondere, nel senso che come fai a spiegarlo? Cioè, è un amore, è un sentimento, cioè, poi dici qualche parola in croce ma alla fine non... È arrivato prepotente, c'era e a me è sempre piaciuto il materiale, puoi dirti perché, le venature, la ricchezza, poi il legno è già una parola sbagliata, nel senso che poi non riesci a identificare la categoria, no? Di solito da professionisti si parla dei legni, perché poi non ce n'è uno che è uguale all'altro, cioè, guardi quelli che sono qua, guardi questo del tavolino, guardi l'arice del... ne sa qualcosa che male? Esatto. Sono i legni, no? Ognuno ha una caratteristica diversa, ha delle venature diverse, i nodi, le marezzature, poi chi lavora anche con i materiali come li uso io, anche i funghi, le muffe, le coloriture che prendono quando i legni marciscono, ha una ricchezza di una varietà straordinaria, per cui però c'è da perdersi, se uno piace, poi perché piace. È così. La cosa che si percepisce lo fai sempre con gentilezza e con poche parole, però non so se avete percepito anche voi che la passione a chi, no? Si vede, si percepisce. Nicola, grazie, è stato un piacere ascoltarti e
alla prossima. Se volete parlare con Nicola poi così vi spiego un po' meglio le sue opere che potete trovare lì alla fine della serata.